Ecco, il marketing nella mia provincia. Diciamo che noi come consiglio abbiamo preferito fare soprattutto un'attività di mantenimento degli associati, in quanto abbiamo visto a livello sia regionale che nazionale che il discorso dell'associazione non viene molto percepito, soprattutto dalle nuove generazioni. E quindi stiamo cercando di mantenere soprattutto gli associati che abbiamo con dei WhatsApp piuttosto che con telefonate costanti, eccetera. Quello su cui puntiamo noi maggiormente è comunque una formazione, un'alta formazione. Infatti abbiamo appena concluso un corso molto importante che è stato il primo a livello nazionale e l'abbiamo, diciamo, creato io insieme alla Rosalba Bianchi, che fa parte dell'istituto IFPAM di Roma, che è un istituto che aiuta i giovani notai ad iniziare l'attività. E quindi questo corso, che è durato la bellezza di 5 giorni, 6 ore al giorno per 5 giorni, puntava a creare un percorso formativo per migliorare le competenze attraverso l'analisi attenta di tutta quanta la documentazione e dell'iter per una scrupolosa istruttoria di una pratica immobiliare. Quindi quando ci arriva l'immobile da vendere, saper leggere tutte le carte, sapere cercare le carte che mancano, così da poter rimettere sul mercato un immobile che è stato sì analizzato attentamente, ma di cui sono state analizzate scrupolosamente tutte quante le carte, perché si è visto che molti atti fatti in passato sono anche sbagliati. Ecco, quindi noi come provincia puntiamo molto sulla formazione.